Recuperato nel Bacchiglione il corpo di Alberto Pittarello, il 39enne che ha massacrato a coltellate la compagna Sara Buratin. I vigili del fuoco hanno agganciato il furgone nel pomeriggio. L'assassino si è ucciso il giorno stesso del delitto. A Bovolenta sarà lutto cittadino nel giorno dei funerali di Sara. La decisione della sindaca, le indagini hanno ricostruito un delitto pianificato nei minimi dettagli dal 39enne che poi si è tolto la vita. 350 edifici allagati, 2700 persone coinvolte, il bilancio del maltempo nella zona più colpita del Veneto nelle ultime 48 ore. Dopo la giornata di tregua si torna a guardare con preoccupazione alle prossime ore. Inseguimento in corso del popolo a Mestre, la polizia circonda e blocca un cittadino tunisino sfuggito ai controlli in zona stazione. Le nostre telecamere hanno ripreso l'intervento in diretta. Basta polemiche da chi ha perso tutti i congressi in Veneto. Lega, dura replica del segretario regionale Stefani alle esternazioni del trevigiano Darè, che ha dato del cretino a Salvini. Ryanair conferma la sua battaglia contro la tassa d'imbarco del Comune di Venezia per l'estate 2024, meno voli da Tessera, potenziati invece gli scali di Treviso e Verona. Premiato dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, il 14enne veronese che ha salvato in strada un uomo colpito da infarto praticandogli il massaggio cardiaco. Da grande non farò il medico, racconta, mi piace molto la politica. Eccoci in diretta, buonasera con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dal delitto di Bovolenta perché c'è stata la svolta che ci si attendeva. Nel pomeriggio i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare all'interno del furgone di Alberto Pittarello il corpo di un uomo. La conferma delle autorità ancora non c'è, ma con ogni probabilità si tratta proprio del 39enne che dopo aver ucciso la mamma di sua figlia si è gettato nel fiume. Sì, l'hanno trovato. L'hanno trovato, sì. E questo triste epilogo di questa bruttissima vicenda che ha sconvolto un intero paese. Ecco, come avete operato? Il corpo prima di tutto in condizioni di sicurezza dei nostri operatori, la vita dei nostri sommozzatori è anche preziosa e quindi necessariamente devono essere in atto delle sicurezze particolari. Poi hanno adottato tecniche particolari lavorando in sicurezza con un cordone ombelicale che gli ha consentito di lavorare in maniera abbastanza spedita e sicura. Il fiume in piena, limaccioso, una visibilità di fatto inesistente, hanno operato in condizioni difficilissime i vigili del fuoco del gruppo speleologico che intorno alle 16:30 hanno portato a riva il corpo di Alberto Pittarello, il 39enne che martedì mattina ha ucciso la compagna Sara Buratin. Possiamo dire che è il corpo di Alberto? Informalmente sì, ufficialmente saranno le autorità deputate a questo a poterlo affermare. Il furgone, a una profondità tra i 5 e i 6 metri, era stato individuato da subito, ma le cattive condizioni meteo e la piena del Bacchiglione fino ad ora avevano impedito il recupero. La cintura di sicurezza agganciata al furgone aveva i finestrini aperti, all'interno il corpo. I finestrini erano in una posizione che poteva il corpo andare in giro, ma comunque è stato tirato su. Una piccola folla si è riunita sull'argine sinistro del grande fiume ad assistere alle operazioni di recupero. Le acque marroni, un cielo grigio, il vento tipico del fiume, il corpo a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa della conferma ufficiale della sua identità. Il furgone, nel frattempo, resta nel letto del Bacchiglione. Un omicidio che sarebbe stato premeditato da Pittarello. Il paese è sconvolto, sarà lutto cittadino per i funerali di Sara. Fiori per Sara, preghiere e messaggi d'affetto per la mamma Maria Grazia. Qualcuno ha deposto anche un pupazzo azzurro per sua figlia. Il paese di Bovolenta si stringe attorno alla famiglia Buratin. La morte di Sara, massacrata a coltellate dal compagno Alberto Pittarello, che poi si è tolto la vita. Ormai non ci sono più dubbi che il tecnico caldaista, legato a Sara da quasi 20 anni, abbia pianificato il delitto. La settimana scorsa ha chiesto un giorno di ferie per martedì 27 febbraio, ben sapendo che quel giorno Sara non doveva andare al lavoro perché era il suo turno di riposo. La scusa era quella di dover consegnare uno scooter alla figlia quindicenne che era a scuola, così l'ha tirata nel giardino della casa della madre portandola verso il ricovero attrezzi che non dà sulla strada, dove l'ha colpita alle spalle. Secondo un primo esame le coltellate mortali sarebbero state 2, una alla spalla e una tra il collo e la nuca. Poi avrebbe inferto con almeno 20 fendenti. Il suo furgone era stato anche ripreso dalle telecamere della zona vicino a Viale Italia, dove Sara è stata uccisa. Il suo rapporto
rapporto con Alberto Pittarello era in crisi, come può succedere spesso nelle coppie, ma nulla lasciava presagire a quel drammatico epilogo. Della crisi erano a conoscenza solo le famiglie e i compagni di calcetto del 39enne, che sono sotto shock. Non riusciamo a capire come Alberto possa aver fatto questo, ci ha detto il dirigente della squadra Saldotec Sant'Anna di Piove di Sacco. La stessa mamma di Sara ai carabinieri avrebbe detto di non averli mai visti litigare. La sindaca di Bovolenta ha parlato con la famiglia di Alberto Pittarello, chiusa nel dolore. Domani invece farà visita alla famiglia di Sara Burattin. Faremo lutto cittadino per le esequie di Sara. La mamma della 41enne, insieme alla nipote, si è trasferita per qualche giorno dall'altra figlia a Terrassa Padovana. Qui ci sarebbe stato anche un incontro con i genitori di Alberto Pittarello. E a Monselice si è sfiorata l'ennesima tragedia. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito l'ex moglie. L'ha seguita, raggiunta e ha iniziato a picchiarla selvaggiamente. Tragedia sfiorata alla stazione dei treni di Monselice, dove un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti. Qui il 38enne aveva seguito l'ex moglie ventenne che, dopo essere stata violentemente malmenata, i segni erano già ben visibili sul volto, era riuscita a chiamare il 112 chiedendo l'aiuto dei carabinieri. Divorziati, l'uomo non accettava la separazione ed era già stato denunciato più volte dalla giovane donna, che si era separata a causa dei continui maltrattamenti e nonostante tutto veniva seguita in modo ossessivo dall'ex. Arrivati sul posto, i militari hanno bloccato il 38enne, che è stato accompagnato in caserma e successivamente arrestato. Andiamo alla pagina sul maltempo. Adesso cominciamo da Vicenza col bilancio stilato dei danni causati da questa ondata di maltempo. 200 interventi in 48 ore nel comune di Vicenza effettuati da Protezione Civile e Vigili del Fuoco in questi 2 giorni in cui il maltempo ha messo in ginocchio la città, con strade scantinate di edifici allagati e persino lo stadio Menti finito sott'acqua. Da stamane, con il ritiro dell'acqua, la conta dei danni, la pulizia, la riapertura di tutte le strade della rete ferroviaria, l'attenzione va ai locali colpiti dagli allagamenti. Secondo una prima stima realizzata anche grazie al sorvolo delle zone allagate con l'elicottero messo a disposizione dalla Guardia di Finanza, l'evento ha coinvolto circa 350 edifici e 2.700 persone appartenenti a 1.300 nuclei familiari. Io vengo da un sopralluogo in cui abbiamo visitato alcune delle zone più colpite, a partire dalla zona stadio, ma non soltanto. Ci sono allagamenti importanti, anche danni importanti che potremo quantificare nei prossimi giorni. Al momento stimiamo che ci siano circa 350 edifici colpiti, circa 2.700 persone, quindi si tratta di numeri veramente rilevanti. Le squadre della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco restano operative, nel senso che l'allerta resta in ogni caso, anche se dal punto di vista, diciamo così, della pioggia non siamo al momento preoccupati per le prossime ore, però sono attive perché proseguono con lo svuotamento delle cantine, degli appartamenti. In vista un nuovo peggioramento meteo, riprende la pioggia, si resta con il fiato sospeso fino a domani e intanto si ripristina la scorta dei sacchi di sabbia, 12.000 quelli distribuiti durante l'emergenza. È prevista pioggia, al momento non è prevista una pioggia particolarmente importante perché sono stimati circa 25 mm dalle 4 di oggi pomeriggio a mezzogiorno di domani, però devo dire, visto che le previsioni dell'altro giorno che dicevano che la situazione era in miglioramento in realtà si sono rivelate sbagliate perché la situazione è peggiorata velocemente, ha messo in crisi la città, continuiamo a stare attenti, continuiamo a mantenere l'allerta e vediamo nelle prossime ore come prosegue, anche perché bisogna aspettare che i fiumi defluiscano, sono ancora molto grossi. Il febbraio più piovoso di sempre nella storia della città, la media degli ultimi 50 anni nel mese di febbraio si attestava sugli 82 mm, mentre quest'anno è praticamente triplicata, arrivando a 300 mm. Precipitazioni concentrate in poco tempo che in questi giorni hanno messo a dura prova la tenuta del retrone. Ho sentito ieri il presidente Zaia dire che vale la pena di pensare a un bacino scalmatore, a un canale scolmatore o a un bacino di laminazione che consenta di portare via acqua dal retrone. Ecco, sarebbe assolutamente importante. Su questo, se c'è la possibilità di dare un supporto e un apporto alla regione, da parte nostra c'è tutta la volontà. Da Vicenza alla zona del Bassanese, dove a preoccupare sono i movimenti franosi in collina, oggi sopralluogo dei geologi della regione.
Il maltempo dà una breve tregua, poche ore che permettono ai tecnici di analizzare meglio la situazione e iniziare i primi interventi d'urgenza. Qui siamo a Pianezze, dove parte della collina è franata lasciando in bilico questa abitazione. La casa ora è vuota, evacuata l'anziana di 86 anni che attualmente è ospitata dai figli. Troppo pericoloso rimanere nell'abitazione, il sindaco ha firmato l'ordinanza. Il terreno sottostante non è stabile, anche questa mattina ci sono stati nuovi distacchi. Stiamo operando con la dichiarazione di somma urgenza a ripulire l'alveo della Valle Malossi, questo torrente impetuoso che scendeva ieri, visto che domani mettono pioggia. Il lavoro è alquanto complicato. Gli studi che stanno facendo i rilievi, dei geologi, che ringrazio, sono preziosi per capire che cosa fare nel prossimo futuro. Sul posto infatti sono arrivati i geologi della Regione Veneto. Li vediamo in queste immagini mentre stanno facendo il sopralluogo proprio nel punto esatto dove si è staccata la frana. Con i tecnici del comune e i proprietari è stata effettuata una verifica anche all'interno dell'edificio per controllare la presenza di crepe o cedimenti. C'è un blocco instabile che probabilmente verrà giù o che comunque bisognerà far cadere anche per la sicurezza idraulica del torrente sotto. La casa non sembra avere problemi di cedimenti, faremo comunque monitorare l'angolo mettendo dei vetrini su delle fessure che dopo, in base ai risultati, si vedrà. La casa probabilmente sarà agibile, nel caso si può rendere inagibile solo una parte della casa. E veniamo a un'altra frana, quella in Val Sugana, perché con 3 giorni di anticipo la statale 47 verrà riaperta proprio da domani dopo la chiusura dovuta alla frana del 12 gennaio. Via libera di Anas alla carreggiata sud con doppio senso di circolazione per i mezzi con massa a pieno carico inferiore a 25 tonnellate. Andiamo alla cronaca adesso, all'inseguimento questa mattina in Corso del Popolo a Mestre. La polizia circonda e blocca un cittadino, le nostre telecamere hanno ripreso l'intervento in diretta. Inseguimento delle forze dell'ordine nei confronti di un tunisino nemmeno trentenne sfuggito poco prima ai controlli in zona stazione. Conferma in diretta oggi all'ora di pranzo a Mestre. Il fatto in Corso del Popolo, incrocio con via Torino. Sono le 12:40, le nostre telecamere sono lì, accese. Obiettivo aperto sugli ultimi fatti di cronaca e delinquenza, tra spaccio, aggressioni e furti. Quando inaspettate ci raggiungono prima le furiose grida con imprecazione del tunisino di nero vestito che attraversa la strada, eccolo, ora cammina in apparenza tranquillo. Fulmineo l'arrivo degli agenti delle volanti del commissariato di Mestre, l'hanno visto, a circondarlo sotto i portici dell'hotel, anche con i poliziotti della seconda volante giunta dalla direzione opposta. Ben 5 agenti gli chiedono il motivo della sua fuga dal posto di blocco precedente. Scatta la perquisizione. Nemmeno 2 minuti dopo sul posto in supporto pure un'auto della polizia locale di Venezia. Il suono delle sirene ne precede l'arrivo. Tutto attorno, tra la curiosità, la paura e la bramosia di sapere cosa stia accadendo, si formano capannelli di gente. Ferma, osserva, guarda attonita e sorpresa, cerca di capire cosa stia accadendo in questa zona della città assediata da sbandati e criminali. Tra il plauso di quanti si dicono soddisfatti dell'immediato intervento delle forze dell'ordine. Poco prima questo imprenditore, proprietario dell'hotel Ambasciatori, stanco dell'insicurezza della zona, dopo che l'altra sera alle 21 una donna aveva chiesto riparo e aiuto presso la reception del suo albergo, aveva lanciato questo appello a sindaco e prefetto. Noi siamo abituati ormai a vivere in un quartiere multietnico. Se però la sicurezza viene messa a rischio, evidentemente c'è un problema. Quindi io quello che chiedo è, oltre a dei blitz che sicuramente servono e sono significativi e portano alla ribalta un fenomeno, un problema che esiste, è avere dei presidi fissi di forze armate, dell'esercito, della polizia o dei carabinieri che servono da deterrenza, ma che diano anche al cittadino o al turista la possibilità di sentirsi sicuro quando esce. Nel frattempo il tunisino fermato è stato successivamente accompagnato in ospedale a Mestre per capire se avesse ingerito ovuli di stupefacente o se ne subisse l'effetto o fosse semplicemente ubriaco.
C'è un aggiornamento sul delitto di Bovolenta perché vi abbiamo detto in apertura che mancava l'ufficialità sul riconoscimento del corpo recuperato nel furgone nel Bacchiglione. L'ufficialità è arrivata, il riconoscimento è stato eseguito ed è stata confermata l'identità del cadavere, quello di Alberto Pittarello. Andiamo alla politica adesso con la dura replica del segretario regionale Stefani alle esternazioni del trevigiano Gianantonio D'Arè, che dà del cretino a Matteo Salvini, definisce prioritario che se ne vada prima di portare la Lega al disastro anche alle elezioni europee. Noi stiamo lavorando in commissione in queste ore difendendo il provvedimento dell'autonomia dall'ostruzionismo della sinistra che ha presentato 250 audizioni. Qualche polemica di troppo di qualcuno che ha vissuto per anni grazie a questo movimento, spesso senza portare grandi risultati, non vanno bene, soprattutto in questo momento storico. Altro che polemica, Alberto Stefani, segretario veneto della Lega, ricorre addirittura a una nota ufficiale da Roma per replicare alle esternazioni sulla stampa nazionale dell'europarlamentare vittoriese Gianantonio D'Arè, non nuovo in realtà a critiche aperte al leader Matteo Salvini. Ma dopo il voto in Sardegna e pronosticando per la Lega alle europee di giugno un risicato 5,5%, D'Arè la mette giù così: o il cretino se ne va con le buone o andiamo tutti a Milano in via Bellerio e lo cacciamo con le cattive. Stefani non perde la plomb ma ribatte seccamente. C'è stata qualche dichiarazione di qualche esponente che è stata veramente sopra le righe e io non credo sia utile che queste dichiarazioni siano all'ordine del giorno. Penso piuttosto che sia necessario lavorare, impegnarsi e portare a casa i risultati. Questo è il compito di chi fa politica, questo è il compito di chi ha una responsabilità davanti al proprio paese e davanti alla propria terra, e quindi credo che su questo dobbiamo impegnarci, non su altre sciocchezze. Lavorare e non sollevare polveroni. Mi riferisco soprattutto, rincara il segretario, a chi fa polemiche da anni e ha da poco perso tutti i congressi in Veneto, da ultimo quello nazionale e non di poco. Congresso quello in cui Stefani vinse col 65% dei consensi contro il 35% di Franco Manzato, sostenuto da figure come D'Arè e il padovano Roberto Marcato. Posizione quella del segretario condivisa da altri nel carroccio, come il trevigiano Giuseppe Paolin, che accusa pubblicamente D'Arè di sputare nel piatto in cui sta mangiando. Stefani riporta la discussione sui binari che ritiene più corretti: lavorare per far tornare la Lega primo partito in Veneto, rivincendo con un proprio candidato le regionali del 2025, ricevendo via social una serie di like anche dalla vicepresidente del Veneto Elisa De Berti. Credo sia fondamentale che la Lega sia in grado di fare una grande rete con altre liste civiche territoriali e sia in grado di proporre la migliore figura per la presidenza della regione. Tanto che la Lega intende riproporre nei prossimi mesi il tema del terzo mandato dei governatori. È una battaglia ancora aperta, noi, ripeto, la stiamo riproponendo in tutte le sedi parlamentari e quindi auspichiamo che ci possa essere una convergenza anche da parte delle altre forze politiche. La compagnia Ryanair ha presentato i nuovi collegamenti dagli aeroporti del Veneto, meno voli su Venezia e più su Treviso in risposta alla tassa d'imbarco. Meno rotte su Venezia, di più su Treviso. Ryanair ha presentato il programma dei voli per la stagione estiva, scommettendo sul Veneto nonostante i tagli al Marco Polo a causa della contestatissima introduzione della tassa d'imbarco. Se quest'estate la compagnia infatti crescerà su Treviso e Verona, 61 rotte, incluse le 4 nuove, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri, il colosso irlandese ha messo in pausa i suoi piani di crescita per Venezia e lancia ancora una volta un messaggio al sindaco Brugnaro. Quello che chiediamo è di ripensare questa decisione di aumentare la tassa. Quando è stata annunciata abbiamo fatto delle cancellazioni di aeromobili a meno, si è ridotto il 20% in meno di capacità e quest'estate avremo un operativo ridotto del 5% rispetto a quello che era l'estate scorsa. Il più grande rischio però è quello della connettività invernale. Stiamo al momento lavorando sulla winter del 2024 e stiamo realmente pensando se lasciare la base in inverno o meno. Cosa significa in termine pratico? Significa non avere più 4 macchine basate, quindi meno voli, meno connettività, a tutto discapito poi di quello che chiaramente è l'utenza. Sappiamo che Venezia ha una forte attrattività estiva, ma quello che chiaramente Ryanair fa è portare connettività tutto l'anno. Quindi quello che chiediamo è ripensare a questa idea, soprattutto perché a qualche centinaio di chilometri, anzi 100 chilometri, un altro aeroporto ha deciso di andare esattamente nella direzione opposta, cioè togliendola completamente, e questo rende Venezia meno competitiva.
Durante l'estate da Venezia verranno operate sempre 27 rotte, ma con una riduzione del numero di voli e frequenze che nel complesso porterà a una contrazione di circa il 5% della disponibilità di posti. Per quel che riguarda, oltre a sensibilizzare tutto ciò che sono i nostri rappresentanti, cioè il governo e nel caso specifico il Comune di Venezia per i 2,50 €, se voi andate a vedere, loro hanno parlato diverse volte di quello che ha fatto il Friuli Venezia Giulia, dove hanno abolito l'addizionale comunale, per cui il Friuli si trova senza dover affrontare 6,50 €, mentre noi abbiamo 9 €. È stato premiato a Roma dal presidente della Camera Fontana il 14enne veronese che ha salvato per strada un uomo colpito da infarto. Cosa vuoi fare nella vita? Il medico forse? Magari no, quello no. L'anno prossimo vado a perito agrario all'Unico che si trova a Vicenza, il Trentin, la scuola, e magari no, anzi sicuramente anche l'università, con magari qualcosa che c'entra anche con la politica, che mi è sempre piaciuta, o anche economia. Le idee già ben chiare e forse un futuro in politica. Sembra molto più grande dei suoi 14 anni Matteo Ridolfi, il giovanissimo eroe di Colognola ai Colli, che il 18 febbraio scorso ha salvato un 65enne colpito da infarto praticandogli un massaggio cardiaco in strada. Ospite della Camera dei Deputati con i genitori, viene ricevuto e premiato dal conterraneo veronese Lorenzo Fontana. Penso sia un bel esempio per tutti i ragazzi italiani. Spesso noi sentiamo notizie purtroppo di una gioventù che non si comporta sempre bene. Questo invece è sicuramente un esempio di larga parte della gioventù, in questo caso veronese ma italiana, che è una gioventù che secondo me potrà prendere un giorno le redini di questo paese in maniera anche migliore rispetto a quello che abbiamo fatto noi. Inevitabile ritornare alla mente a quel giorno. Stavo andando in bicicletta verso il campetto con i miei amici come tutte le domeniche, anche questa, e sento una donna che da lontano continuava a urlare. Inizio un po' a correre per vedere cosa è successo e quando mi fermo lì davanti guardo a destra e a sinistra e sento che dice che suo marito aveva fatto un infarto. Allora butto giù la bici e anche lo zaino col pallone e vado da lei a vedere cosa è successo. Matteo chiama il 118, riceve le prime istruzioni, ma nell'attesa dell'ambulanza gli viene chiesto se la sente di praticare il massaggio cardiaco e, ispirandosi, come ha detto lui stesso, alla serie TV Doc, non si fa prendere dal panico. E ho detto che me la sentivo comunque, allora l'ho fatto per 15-18 minuti, ecco. Dopo è arrivato, poi è arrivata l'ambulanza e anche l'elicottero e allora poi i carabinieri sono andato via a giocare. Le lodi del governatore Zaia, il premio alla Camera dei Deputati e un probabile futuro titolo di alfiere della Repubblica, come sindaca e preside della scuola hanno proposto al capo dello Stato Mattarella. Intanto lui, Matteo, resta il 14enne di sempre che spesso si sorprende di quei minuti di grande coraggio spesi per salvare una vita. Magari che aiuto qualcuno, sì, mi è già successo anche da piccolo, però così tanto grande mai. E manca sempre meno all'edizione numero 43 di Orto Giardino, che da sabato richiamerà a Pordenone tanti appassionati del verde e dei giardini. 43esima edizione, che non diceva lei, sono 25.000 metri quadri coperti per celebrare la primavera, celebrare la bellezza dei fiori e delle piante. Oltre a questo, quest'anno grazie ai nuovi padiglioni abbiamo potuto inserire cucinare, quindi anche chi è a cucinare può gioire del fatto che 70.000 persone in 9 giorni vengono a vedere. Parla di 70.000 persone in media nelle precedenti edizioni il presidente di Pordenone Fiere Renato Pugliatti, ma i numeri per questo 2024 potrebbero crescere ulteriormente proprio perché accanto ad Orto Giardino, tra i vari eventi collaterali in programma alla Fiera di Pordenone dal 2 al 10 marzo nei padiglioni 5 bis e 5 ter si terrà Cucinare, salone dell'enogastronomia di qualità ricco di show cooking e degustazioni con la collaborazione di Io Sono FVG. E di conseguenza alla Fiera di Pordenone non arriveranno solo gli amanti dei giardini e del verde, ma anche coloro che apprezzano il buon cibo. Ma tornando ad Orto Giardino, che sarà protagonista con oltre 200 stand commerciali curati da vivai e fioricoltori, va ricordato che l'evento è anche un appuntamento da non perdere per tanti operatori professionali. Architetti paesaggisti, vivaisti e progettisti del verde pubblico possono trovare nuovi spunti e nuovi stimoli grazie al Festival dei Giardini.
Il Festival dei Giardini è una competizione dove dei progettisti, in base ad un bando dove all'interno c'è un tema che varia di anno in anno, loro propongono dei progetti appunto che siano inerenti a questo tema e poi una commissione seleziona i migliori progetti che poi verranno realizzati all'interno dei padiglioni che troverete qui a Pordenone Fiere. E il tema scelto per questa edizione è Oltre lo sguardo, ispirazione d'artista. È un tema dove ho voluto unire due cose che io amo molto, cioè l'arte e la primavera, e allora ho detto perché no, facciamo la primavera nell'arte e quindi l'importanza poi del dipingere, quindi del saper osservare la natura. Aspettiamo tutti a questa nuova edizione di una grandissima cucinare insieme a Orto Giardino. Era l'ultimo servizio per questa sera, grazie per essere stati con noi. Adesso le previsioni del tempo, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Non è destinata a placarsi la forte ondata di maltempo che sta colpendo il nostro territorio. Il mese di marzo si apre ancora con la pioggia. Nel dettaglio sul Veneto il cielo risulterà coperto con fenomeni diffusi, anche localmente moderati. Limite della neve intorno ai 1300-1600 metri. Su Prealpi e Dolomiti il rischio di valanghe sarà ancora marcato. I venti saranno moderati da nord-est. Le temperature in contenuta variazione. Minime tra 6 e 10 gradi, massime tra 10 e 13 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui molte nubi con precipitazioni un po' ovunque, moderate sulle Prealpi. Quota neve indicativamente oltre i 1500 metri circa. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime sui 12-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo anche qui condizioni estremamente variabili con piogge un po' su tutti i settori. Temperature minime sui 7-8 gradi, massime intorno ai 12. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.